abbiamo rispettato anche l'abitudine del quarto d'ora accademico e quindi siamo qui a iniziare la seconda puntata delle aperture claustrali. Vedo in prima fila l'assessore Pirone e gli chiedo prima di tutto se vuole dire due parole di saluto da parte del Comune, anche perché la settimana prossima avremo un'iniziativa in comune, proprio qui non fa parte delle aperture claustrali, ma il chiostro sarà aperto per la notte dei lettori per il 16 di giugno. Beh, mi metto qua allora. Grazie, veramente due parole. Buonasera. Io faccio parte, diciamo, di quegli studenti, ne vedo diversi qua, che quando veniva a fare le code per tutti gli adempimenti burocratici, insomma, si chiedeva, ma chissà poter utilizzare, diciamo, questo spazio, questo chiostro davvero bello, che in qualche modo era diviso da questa parete di vetro. E quindi penso che oggi anche siamo al secondo appuntamento, veder realizzato diciamo, questa idea, questa ambizione tramite anche una riorganizzazione importante di tutto il servizio bibliotecario della parte umanistica dell'Ateneo, sia qualcosa di davvero significativo, non solo per l'università stessa, ma anche per la città, che proprio ha modo di conoscere uno spazio davvero affascinante che fa parte del patrimonio storico-architettonico di questa comunità. E, tra l'altro il professor Tilatti, che ringrazio, citava la Notte dei lettori, che è giunta la quarta edizione, che vedrà una tra le anteprime proprio in questo spazio, segno che i legami poi che si fondano tra le istituzioni attraverso la cultura sono solidi e sono veramente di valore. Io ringrazio ancora l'Università per questo triplice appuntamento e auguro veramente a tutti di poterne godere appieno, così come la bellezza di questo luogo veramente merita. Grazie. Grazie Assessore. E questa sera, in coincidenza quasi esatta con la scomparsa del professor Gaetano Perusini, perché è stato il 12 giugno del 77, ricordiamo la figura di questo personaggio così importante per la cultura del Friuli, direi. E con noi c'è il professor Gri che ne parlerà, e la dottoressa Tinaro che parlerà di una parte del lascito complesso del professor Perusini, cioè quella biblioteca che, andata in eredità al sovrano militare Ordine di Malta, l'università ha incomodato e custodisce. È un personaggio complesso, un personaggio che merita un ricordo, e lo sentiremo appunto dalle parole del professor Gri. Io non voglio togliere ulteriore tempo, diciamo, ai relatori, voglio semplicemente di nuovo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di queste serate. Credo che meritano un ringraziamento speciale perché sono riusciti a ordinare il bel tempo rispetto al disastro di ieri, e quindi veramente si sta proprio bene, devo dire. E devo ringraziare anche il sovrano militare Ordine di Malta che per sua generosità questa sera ci offrirà poi un assaggio delle loro produzioni, in particolare ci offrirà un assaggio della nuova ribolla gialla. Siamo i primi ad assaggiarla quest'anno, immagino che sarà buona come al solito, per cui alla fine di questa insomma, esposizione avremo modo di gustare queste prelibatezze. Ora non aggiungo altro, passo direttamente la parola al professor Gri, che ci parlerà di Gaetano Perusini, etnologo, e io mi sono permesso di mettere la T fra parentesi perché oltre a essere un etnologo era anche per eredità familiare enologo,
e la sua attività è stata preziosa per la riscoperta, per il rilancio di quel vino così particolare che è il Picolit. La settimana del 22 parleremo anche di Picolit tramite i Florio, ma anche con un assaggio di quel vino così pregiato. Prego. Sì, l'aggiunta della T è stata buona, interessante e mi è piaciuta. Enologo, etnologo, insomma, obbliga a pensare non soltanto a un Gaetano Perusini con due anime, un'ambivalenza che ha i suoi sostanziali fondamenti biografici, ma possiede anche risonanze disciplinari un po' più profonde. E almeno dalle belle pagine di Levi-Strauss, che gli studenti di antropologia leggono in genere il primo anno, alcune pagine molto belle che fondano la ripresa degli studi di antropologia sul dono, dedicate da Levi-Strauss all'uso mediterraneo dell'offerta del bicchiere di vino, a Ninghi Pai un Taut, insomma. Questo gesto efficace che rompe il grado zero delle relazioni e avvia il gioco della reciprocità, fonda l'obbligo del ricevere, l'obbligo del ricambiare, insomma, un elemento creativo, un gesto creativo nelle relazioni. Ci sono anche le pagine altrettanto classiche dell'antropologia simbolica, tantissime dedicate all'uva, alla vite, alla vigna, alla convivialità. Ricordo la soddisfazione di Perusini quando gli capitavano in mano gioielli o amuleti col grappolo d'uva, quando poteva aggiungere una nuova attestazione del simbolo degli uccellini affrontati a beccare il grappolo d'uva su un ricamo, su un fazzoletto o sul frontale di una cassapanca nuziale, con questa attenzione particolare al simbolismo dell'uva. Per non trascurare poi le pagine di metodo che insegnano all'etnologo informazione come a utilizzare l'osteria come luogo privilegiato, obbligato per la ricerca sul campo. Io sono stato iniziato al lavoro di etnologo proprio da Gaetano Perusini. Ho lavorato con lui per una decina d'anni, i primi miei anni da ricercatore appena laureato e gli ultimi suoi. Per anni ho fatto il pendolare Udine, Trieste, Rocca Bernarda e ho ancora negli occhi il paesaggio di viti, di ulivi, di cipressi della Rocca, il grande cipresso che sta su 4 secoli di vita, uno degli alberi più antichi che abbiamo anche qui in Friuli. Ricordo l'appuntamento con lui ogni volta obbligatoriamente sotto la rocca vicino alla cantina dove si lasciava la macchina col primo bicchiere di vino offerto dal Carletti, l'ultima salita a piedi fino all'ingresso laterale della villa, la biblioteca, quanta invidia, lì i libri arrivavano a pacchi, io dovevo pensare 3 volte prima di comprarne uno appena laureato. Ma lui era generoso, mi prestava, regalava, e poi i manoscritti, i cartolari gonfi di documenti d'archivio rastrellati negli anni, le cartelle di schede, schedine, appunti, tanti saggi iniziati e mai finiti. Il suo piacere nel mostrare i nuovi oggetti acquistati per arricchire le sue collezioni, stampe, ex voto, utensili, pezzi di costume, e il piacere soprattutto che aveva nello scostare la libreria, un pezzo di libreria, per entrare dentro lo stanzino segreto dove stavano gli involti di velluto con centinaia e centinaia, 6.000 gioielli, amuleti, e con la sua passione degli ultimi anni, insieme con quella delle carte d'archivio, ma non degli archivi delle famiglie, delle grandi famiglie, quelle erano cosa da archivio di Stato, archivi delle famiglie minori, delle famiglie di paese, borghesi.
ricordo l'archivio Piccoli, Adelardi, Samigoni, Calice, Candido, Micolini, Morassi, Pustet, Scarsini, Stefanini, Timeus, Zamora, insomma tanti piccoli archivi, carte di vicini e minori, di giurisdizioni, di ricettari di conventi, insomma. Carte in genere poco trascurate nella storia degli studi più antichi del Friuli, nella storia del Friuli. Poi Rocca Bernarda, il mobilio, l'atmosfera, il saluto rispettoso dovuto alla contessa Antonini quando si affacciava a salutare gli ospiti, aveva quasi 100 anni quando l'ho conosciuta anch'io. Ecco, a me quando entravo a Rocca Bernarda veniva l'idea di un mondo antico, di un mondo sedimentato lentamente, fatto a strati, e quindi anche per questo coerente con l'idea di tradizioni popolari, così come Perusini ce la insegnava, attratto com'era dalla metodologia dell'archeocivilizzazione del suo amato Varagnac, uno dei suoi studiosi ideali. L'etnologia, insomma, ha lezione dalla geologia, anche per questo enologia, antropologia, insomma, attenta ai terreni, anche saper leggere fossili e stratificazioni culturali, elementi di lunga durata, fenomeni residuali ma vivi, residuali ma ancora operativi nella memoria collettiva. Io ho imparato presto però, ascoltandolo, sentendo i suoi racconti, che non avevo affatto davanti agli occhi un mondo antico. Sì, la struttura della rocca, ma poco più. Antico certo era il sito, il paesaggio, ma ricostruito e fatto nuovo da poco in realtà. Antiche le cose, le carte, ma carte, cose, oggetti inseguiti, acquistati, rastrellati, assemblati di recente. La Rocca Bernarda che frequentavo alla fine degli anni 60, inizio anni 70, in realtà era tutta figlia del Novecento. Quando Giuseppina Antonini e Giacomo Perusini, i genitori di Gaetano, si sono sposati, era il 1900, si erano trasferiti nella tenuta degli Antonini, una tenuta che era stata già dei Tiepolo, una tenuta di Cimetta, in quel di Conegliano, sui colli di Conegliano, e lì sono nati i figli Giampaolo Perusini e Gaetano Perusini. E solo dopo qualche anno Giacomo, il papà di Gaetano, Giacomo che era laureato in agraria a Pisa, ha pensato al trasferimento a Rocca Bernarda, una Rocca Bernarda che era una tenuta 1905, 1910, una tenuta in stato desolante, tutta da rifondare. La descrive così in un suo articolo dedicato nel 1906, un articolo importante dedicato al Picolit che aveva intenzione di rilanciare, di recuperare e rilanciare. La tenuta è in uno stato di completo abbandono, mancano strade e fabbricati, terreni e piantagioni sono in condizioni pietose, assenza completa di scoli. Da 50 anni, almeno dal 1966, la Rocca Bernarda è a 3 chilometri dal confine, dopo con l'Unità d'Italia il confine era lì, e tutti i contadini, anche quelli di Rocca Bernarda, come tutti i contadini della zona, hanno trovato molto più conveniente fare i contrabbandieri piuttosto che lavorare la terra, e anche a Rocca Bernarda. Ecco, dappertutto sulle pendici, acacce, ontani, arbusti di ogni specie che crescono spontanei e indisturbati. In alcune parti pianeggianti l'acqua ristagna e in altre scorre violentemente, asportando la buona terra, e quindi ogni temporale arreca nuovi danni. L'antica strada di accesso è in condizioni orribili, in alcuni tratti nei giorni piovosi assolutamente impraticabile. Bestie e veicoli sprofondano nell'argilla molle e tenace. Comincia i lavori provocando prima di tutto lo scolo delle acque in fossetti laterali, portando ghiaia in modo da innalzare di almeno 1 metro il piano stradale. Inizia i lavori di restauro dei fabbricati, non solo insufficienti, ma molti addirittura inabitabili.
alta mancanza grave, la deficienza di acqua potabile, non c'era nemmeno l'acqua potabile, spero, dice, di provvedere con una derivazione dall'acquedotto Poiana se mi sarà possibile, eccetera, e continua con questa descrizione di una rocca tutta da rifondare, tutta di un'azienda, tutta da ricreare. E Giuseppina con i bambini, Gaetano aveva 4 anni, viene ad abitare la rocca mentre nel 1914, mentre il lavoro di recupero della tenuta ancora procedono. Primavera del 14, non neanche il tempo di impiantarsi e scoppia la guerra, col confine a 3 chilometri. Ricordo l'amarezza di Gaetano quando rievocava le tragedie di casa per quella guerra. L'arruolamento e subito dopo la morte, in pochi mesi, dall'inizio della guerra, la morte nel 15 del padre Giacomo e dello zio Gaetano, lo psichiatra, il collaboratore di Alzheimer. Ecco, il rientro, quindi morti tutti e 2 i fratelli, il rientro della vedova con i bambini a Udine, poi la profuganza a Roma dopo Caporetto, il ritorno in Friuli dopo la guerra e la visione terribile di una Rocca Bernarda di nuovo completamente devastata, la villa saccheggiata, completamente svuotata di tutto, e con la tenuta desolata, tutto da capo, e ora nelle mani di Giuseppina. Una rinascita grintosa e intelligente, la sua, una lotta sorda contro l'ostinazione, il conservatorismo dei coloni, per imporre le innovazioni necessarie per risollevare l'azienda, la grande difficoltà nel trovare collaboratori bravi, fedeli amministratori, immaginarsi una donna. No? Vale la pena rileggere Un secolo dalla memoria, il libro, l'autobiografia che ha scritto a quasi 100 anni. Finalmente nell'estate del 29, uno spiraglio, finito il liceo scientifico, Gaetano si iscrive alla facoltà di agraria, prima a Milano e poi a Bologna. Prenderà il posto del padre. Sarà il collaboratore della madre nella riorganizzazione dell'azienda. Nasce lì. Con la laurea poi in scienze agrarie a Bologna nel 1934 inizia il cammino di Gaetano Perusini, enologo, senza la T queste volte. Inizia il lavoro di qualificazione delle vigne, dei vini di Rocca Bernarda, e in 25 anni Rocca Bernarda trasformata in azienda di punta della viticoltura friulana. Un lavoro accompagnato da piccoli saggi sulle riviste del settore, ricordo 34-35 sull'agricoltura friulana, alcuni saggi, dove si pone già il problema della ribolla gialla, un grande problema di moda in questi mesi, ma lì già, ecco, almeno distinguendo i nomi dei vini dai nomi dei vitigni, perché c'è di tutto sui giornali rispetto a questo tema. I contributi, poi con piccoli contributi in tema di enologia, fino agli anni 70, non so, le piccole appendici succose, appendici enologiche a mangiare a Ber Friulano della madre, il libro della madre del 70, gli articoli che accompagnavano l'uscita della rivista Al vino dell'amico Veronelli, che alla Rocca aveva grande stima di Perusini e della Rocca. Nel libro della madre, Mangiare per Friulano, anche la pesca, la selezione dei documenti d'archivio che danno sostanza a quel libro, insomma, danno profondità storica al quadro enogastronomico di quel libro, la rendono una monografia preziosa, molto diversa dai tanti ricettari regionali e locali che seguiranno ad alimentare la moda di un tradizionale, di un tipico, di maniera, insomma. Anche la pesca e la ricerca e l'utilizzo dei documenti d'archivio erano di Gaetano, naturalmente. Ma così, in questo mio discorrere, si è già insinuata la T dell'etnologo.
si è passati, insomma, sono passato dall'enologia all'etnologia e all'archivio. Non c'è stato un passaggio da un'etichetta all'altra, piuttosto una fruttuosa integrazione, un'interessante combinazione delle due anime Gaetano Perusini. E provo sinteticamente a indicare qualche tempo, situazione, qualche ragione un po' di questo arricchimento, di questo sdoppiamento della prospettiva di Gaetano Perusini. Una prima ragione di carattere caratteriale, vocazionale, potrei dire in qualche modo. Scrive la madre nella sua rievocazione, collocando Tano, appena uscito dal liceo scientifico nel 29, collocandolo insomma dentro una storia di famiglia che si era costituita a generazione, nelle ultime generazioni, nell'incastro proprio di agronomi e di medici. Gaetano rimandava come il nome allo zio, psichiatra, ma anche al nonno, Gaetano Antonini, primario chirurgo all'ospedale di Udine. E scrive la madre: Tano aspirava, uscendo dal liceo, aspirava a una carriera scientifica, ma di fronte al mio bisogno di aiuto e alle condizioni della tenuta ha rinunciato a queste sue ambizioni scientifiche per iscriversi a Milano alla facoltà di agraria. E no, però non ha rinunciato alla carriera scientifica, ha riuscito a combinare questo e quello, e a obbligarlo alla combinazione delle due anime furono ancora una volta le sventure di una guerra, questa volta la seconda guerra. A impedirgli allora di fare ricercatore a tempo pieno nell'Università di Firenze è stato proprio lo scoppio della guerra, l'arruolamento, sottotenente, l'invio in Africa, la malattia, una seria malattia tropicale in Africa, il lento recupero, e poi a radicarlo definitivamente a Roccabernarda è stato il bombardamento del 4 marzo 1945 qui a Udine, che ha distrutto a Udine Palazzo Perusini, già Palazzo Manin, in via Savorniana, con tutto quello che conteneva, compreso archivio, biblioteca, tutto da ricominciare di nuovo. Una seconda ragione della doppia anima in qualche modo di Perusini è rappresentata dai maestri, che erano anche amici di famiglia, che già avevano sposato da par loro l'agraria, la storia agraria del Friuli con la storia. Pier Silverio Lait, naturalmente, prima di tutto, coetaneo della madre, amico di famiglia, e Arrigo Serpieri, che voleva portarsi Gaetano a Firenze come ricercatore quando poco dopo la metà degli anni 30 Serpieri è diventato presidente dell'Accademia dei Georgofili e rettore dell'Università di Firenze. E Lait fu anche stato la porta per l'ingresso di Perusini nel contesto della Società Filologica Friulana. Il primo il piccolo saggio di Perusini sul Cefastu è del 1934, appena laureato, l'anno della laurea. Ed è l'ingresso lì in filologica, allora poi la responsabilità del Cefastu per lui è cominciata 10 anni dopo, nel 1944, ed è rimasto direttore del Cefastu fino alla morte, fino all'ultimo numero del 1976, metà diciamo del numero postumo del 1977. E quel primo articoletto sul Cefastu, appena laureato in agraria, guarda un po', era un saggio letterario sul poeta cinquecentesco friulano Baldana. E sempre Lait, attraverso Lait, l'ingresso poi nella Deputazione di Storia Patria del Friuli, nell'Accademia di Udine, un po', insomma nell'ambiente culturale di Udine. E da Lait è venuta anche la spinta verso una ricerca, però che è la cosa più importante, che combinasse mondo della terra, storia ed etnologia. Il terreno iniziale è stato quello del diritto agrario consuetudinario. Lait e lo stesso Serpieri, insomma tutti e due,
esperti, insomma, venivano dal mondo del diritto e così assecondando questa spinta un po' diffusa in tutta Europa, questa spinta a recuperare le forme del diritto agrario e consuetudinario, così. Già nel 1931 Light, presidente della Filologica, ricordo fra il 1926 e il 1938, aveva avviato dentro la Filologica con Raffaello Bergins un bel progetto di rilevamento sistematico in Friuli delle tradizioni giuridiche tradizionali, orali, popolari. Orali e tradizionali, però ancora vive, ancora operanti dentro le comunità di paese, dentro le famiglie, vincolanti anche dal punto di vista giuridico. Ecco, benché naturalmente incalzate ormai dal diritto scritto, prese nel gioco dei rapporti di forza all'interno fra proprietari e contadini, fra le spinte innovative, insomma, e invece le aree conservative del mondo agrario. E proprio il diritto consuetudinario è stato il primo terreno di convergenza per Perusini di ricerca sul campo, l'interrogazione diretta del mondo contadino sulle consuetudini, contratti, usi civici, usi legati all'acqua, ai boschi, alle malghe, la compravendita di mercato, usi matrimoniali, successioni, divisioni, raccolte di funghi, di erbe spontanee, insomma tutto il mondo della consuetudine, della tradizione, ricerca sul campo e ricerca d'archivio naturalmente, con la messa in luce in archivio dei nervi sensibili nella storia dell'agricoltura in Friuli, delle trasformazioni e delle resistenze, dei conflitti e delle resistenze all'interno del mondo friulano. È un lavoro che ha trovato poi la sua sintesi nella raccolta di saggi del 1961 nella prestigiosa collana Biblioteca di Lares di Olschi a Firenze. Vita di popolo in Friuli era la collana classica degli etnologi italiani. Vita di popolo in Friuli, patti agrari e consuetudini tradizionali. È un titolo che era già un omaggio a Light, che all'inizio del Novecento aveva scritto un saggio sulla vita di popolo a Cividale. Ecco. Un volume che gli garantì allora, nel 61, la libera docenza e l'avvio della carriera universitaria a Trieste, nel settore, si chiamava così, della storia delle tradizioni popolari. Etnologia, insomma, ormai a tempo pieno per Perusini, e l'etnologia e l'enologia invece quasi come hobby, con l'azienda che agli inizi degli anni 60 girava quasi da sé, si fa per dire, basterebbero i problemi amministrativi dentro la burocrazia italiana per capire che niente gira da sé. Comunque, un'enologia sempre aperta alla sperimentazione, il sodalizio Carletti Perusini, insomma, è stato un sodalizio formidabile per gli sviluppi dell'enologia qui in Friuli, nell'ambito del Collio, eccetera. Oggi il volume del 61, Vita di popolo in Friuli, naturalmente appare invecchiato perché tutti i lavori d'archivio pagano il prezzo delle ricerche successive, di nuove carte che vengono trovate, di nuovi ricercatori che si mettono a lavorare sulle spalle dei ricercatori precedenti. E oltretutto la rivoluzione tecnologica ha trasformato anche la ricerca d'archivio, insomma, ha reso possibile l'utilizzo quantitativo, seriale dei documenti in termini che allora erano impensabili. Insomma, quando Perusini lavorava con i suoi documenti, eravamo ancora alla vigilia delle fotocopiatrici, insomma, tutto a mano. Inventariazione, trascrizione, schedatura, repertorio, indici. Ecco, ma allora la novità di quel settore di ricerca negli studi demologici italiani, negli studi di folklore italiano, viene pienamente avvertita e apprezzata. Era davvero un libro di rottura rispetto alla tradizione degli studi folclorici.
Ecco, fondare la ricerca etnografica sul terreno della filologia testuale, della più rigorosa filologia testuale, da imparare dagli storici. Tutt'altra cosa, insomma, rispetto ai quadri descrittivi, gli studi di folklore fondati in genere sull'incrocio di ciclo dell'anno, le tradizioni del ciclo dell'anno, il ciclo della vita, rilevamenti peraltro praticati su scala sistematica anche da Perusini poi, su questionari rigorosi, tramite anche i suoi laureandi, tramite noi che accettando di girare con i questionari e fare interviste ci guadagnavamo qualcosa, insomma. Insomma, una vera rivoluzione però rispetto al folclorismo di Maniera, tradotto narrativamente nell'uso di un generico imperfetto. Se leggete tanti studi di folklore, si faceva, si cantava, si usava questo imperfetto senza storia che colloca il mondo delle tradizioni popolari in un mondo, ecco, senza date, senza indicazioni. Qui invece nel libro di Perusini la terra, le colture, i rapporti di produzione, le trasformazioni, i conflitti. Premessa, scrive nell'introduzione di quel libro, premessa allo studio delle condizioni di vita in Friuli nei secoli decorsi e contro l'idea di una sostanziale staticità dell'economia agraria e della cultura contadina. No, nessuna staticità. Invece anche lì un processo continuo di trasformazioni, di innovazioni, sempre conflittuali. Quelle condizioni di vita illustrate poi da Perusini, una ricca varietà di piccoli, precisi, documentati saggi dedicati all'organizzazione comunitaria dei paesi, agli usi civici, alla pastorizia vicinale e di monticazione, alle tradizioni e consuetudini legate ai confini, anche qui un saggio e alcuni interventi fortemente innovativi, la pesca di valle, in laguna, le tradizioni artigiane, il simbolismo applicato agli utensili, ai corredi, gli strumenti di lavoro, il rapporto fra leggende e storia, i fuochi rituali, gli usi nuziali, non solo queste cose, e spesso in relazione stretta con gli amici di Lubiana, con Maticetov, Kuret, insomma questo sodalizio fra Friuli e Slovenia che Perusini è riuscito a creare. Ricordo che io appena diventato suo assistente, la prima cosa che ha fatto, insieme con lui mi ha caricato in macchina, mi ha portato all'Accademia, all'Istituto di Etnologia a Lubiana e mi ha detto: vieni qui e impara come si lavora. Una meraviglia. Noi qui in Friuli stiamo ancora aspettando un archivio, una schedatura sistematica, e lì tutto era già fatto, tutto era pronto. Ma insomma non soltanto questi aspetti, anche le lettere degli emigranti, e anche risalendo le lettere degli emigranti, risalendo il tempo, contro lo stereotipo di una emigrazione friulana che sarebbe nata nel secondo Ottocento. No, è giù a cercare documenti sull'emigrazione friulana da sempre, sulla mobilità. I carnevali e le mezze quaresime incappate delle maglie dei tribunali ecclesiastici e laici, le marche di proprietà, i simboli araldici, i nomi di animali, un bellissimo, piccolissimo, interessante saggio del 1944, quando ammalato, insomma, poteva solo spulciare documenti, un tema che è caduto sotto la lente degli etnolinguisti e degli zooantropologi soltanto 40 anni dopo, 50 anni dopo. Ecco, i nomi che i contadini hanno dato lungo i secoli alle loro mucche, ai tori. Ecco perché tanti contadini chiamavano la Bine, la coppia dei buoi per l'aratura, Florian e Venturin, come i due personaggi che stanno sulla piazza, le due statue di Piazza Libertà. Perché così come sono scazzati le due statue, non gli hanno messo la foglia di ficco dopo avergli tolto gli attributi, così i buoi, no, che tirano l'arato.
insomma tutta una serie di elementi, ecco, che toccano il problema del rapporto fra contadini e animali, che passa attraverso il nome proprio, un nome affettivo, un nome proprio. Insomma, accanto a tutte queste cose, a tutte queste novità, la lunga, sfibrante battaglia di Perusini con le istituzioni a favore di una politica museale degna di questo nome. Ricordo la soddisfazione dell'inaugurazione del Museo Etnografico di Udine, via Viola quella volta, nel 1962, e la cocente delusione dopo. La grande soddisfazione per la prima mostra degli amuleti che ha organizzato nel 1968 qui a Udine, e poi insomma le delusioni fino al disilluso saggio sull'ultimo Cefastu, curato direttamente da lui, 1976, con il terremoto sulla schiena, appena stato un titolo che dice tutto: C'è molto che i parons dal vapor mandino in malore il nostro patrimonio culturale. Non è finita naturalmente, no? Era un saggio che fotografava una situazione che poi non è cambiata in meglio spesso. Insomma, una biografia segnata da queste due anime, da enologia e da etnologia. Una prospettiva scientifica segnata da questo sforzo di integrare poi all'interno dell'etnologia, facendosi anche collezionista. L'etnologia è fondata, tutti i musei etnografici sono fondati sul collezionismo e sulla storia del collezionismo. Ecco, questo sforzo di integrare in una trasformazione degli studi di folklore fonti diverse, le più diverse, fonti orali, scritte, visuali, fonti materiali, oggettuali. In polemica, penso alla fama di Burbero, di Scorbutico, che ha accompagnato il suo lavoro nelle istituzioni culturali qui in Friuli, ecco, in polemica contro ogni forma di mitizzazione del folklore, contro l'uso ideologico, politico, identitario, spettacolare, pittoresco, consumistico delle tradizioni popolari, sottratte al rigore dei documenti, insomma, buone purché adattabili alla retorica di turno sulle radici. Le radici latine negli anni del fascismo, poi quelle celtiche o indoeuropee, radici cristiane, radici pagane, insomma, ognuno, come sempre, le tradizioni popolari regalano a tutti qualche radice, no? È così. Un solo esempio ma significativo, ecco, basta il confronto dove le polemiche e le scintille fra Perusini e questo genere di folklore sono state famose. Ecco, da un lato la pratica dei gruppi e dei raduni folcloristici, balletti, costumi, eccetera, e insieme, dall'altra parte invece, l'insieme dei contributi dedicati da Perusini in origine, in collaborazione con Lea Dorlandi, avviati nei tardi anni 30, nel pieno della retorica fascista sulla ruralità, nel momento insomma, più caldo dei raduni in costume che il fascismo organizzava, ecco. E invece proprio in quel momento nasce, in sodalizia con Lea Dorlandi, nascono i contributi dedicati alla storia dell'abbigliamento tradizionale e popolare che hanno segnato, hanno messo il Friuli insomma, al vertice della ricerca etnologica in Italia in quegli anni. Inchieste, iconografia, centinaia e centinaia di patti ed inventari dotali recuperati, trascritti, recuperati in archivio, ricerche sull'artigianato e l'industria tessile, raccolta e analisi di capo di abbigliamento, di oggetti di ornamentazione, la collezione di gioielli, amuleti e natali in rapporto agli studi sul costume e poi la riproposta museale, questo grande sforzo per ripensare la riproposta in percorsi museali adatti a mostrare. Ci sarebbero anche tante altre cose da dire su Perusini, ma chiudo. 40 anni sono tanti naturalmente,
sono passati 40 anni dalla scomparsa, e la ricerca nel settore degli studi demo-etnoantropologici si chiamano così oggi, e già questo cambio di etichetta dice tanto rispetto alla sua vecchia storia delle tradizioni popolari. Ecco, questo settore di studi è profondamente cambiato, almeno quanto è radicalmente cambiato il Friuli, in tutti i suoi aspetti. Lo sforzo di Gaetano Perusini per dare spessore storico alle tradizioni popolari, per dare loro, insomma, la terza dimensione, rispetto alle due soltanto del folclorismo di facciata, ecco, questo sforzo di restituire spessore storico ha fruttato molto bene sul piano del dialogo interdisciplinare. Ricordo solo che pochi mesi prima della sua scomparsa Il formaggio e i vermi di Carlo Ginzburg aprivano la collana di microstoria dell'Einaudi e si affacciavano ormai, proprio negli ultimissimi suoi anni, le etichette di etnostoria, di etnolinguistica, l'antropologia storica, con il lavoro di costruzione, di decostruzione di teorie, metodi, dialoghi interdisciplinari, litigi e conflitti interdisciplinari che non sono ancora finiti. Ecco che l'Ordine di Malta, ereditando Rocca Bernarda, abbia smembrato, disperdendo ma non di troppo per fortuna, tutto entro un raggio di 500 metri al massimo, le fondamenta materiali del lavoro scientifico di Perusini, lasciando la biblioteca qui, l'archivio in via Urbanis, le collezioni in via Grazzano, in via Piave presso la fondazione Krupp, quella dei gioielli, insomma. Ecco, questa relativa dispersione mi pare però una sorta di invito tacito a non dimenticare lo sforzo di integrazione delle fonti che Perusini ha fatto nel settore degli studi sulle tradizioni popolari, non dimenticare il carattere unitario che questi fondi avevano nel pensiero e nella pratica del lavoro di Perusini. Grazie. Ecco, io credo che ci siamo veramente goduti questa relazione di Giampaolo Gri, che ci ha invitato a riconsiderare unitariamente i lasciti di Gaetano Perusini. Noi però qui all'università ne custodiamo una parte e siamo curiosi, anche una biblioteca è specchio della persona che la mette insieme, che la riunisce, e vediamo cosa in questa biblioteca si specchia del suo proprietario. Sì, buonasera, io sono una bibliotecaria e mi occupo appunto della gestione dei fondi speciali della Biblioteca Umanistica della Formazione. Parlo di fondi speciali perché appunto la biblioteca del professor Perusini è una delle tante raccolte librarie di fondi personali che l'università ha acquisito nel corso degli anni. Di solito ha acquisito questi fondi per lasciti, donazioni, acquisti veri e propri, e nel caso appunto della biblioteca del professor Perusini invece c'è stato questo deposito, questa forma di deposito temporaneo. Quindi per volontà testamentaria abbiamo un contratto di comodato stipulato con l'Università di Udine, dove si consegna appunto una parte dei volumi della biblioteca del professor Perusini, con l'onere appunto di valorizzare e pubblicizzare il materiale in gestione. E ricordo quindi che il materiale cartografico, le carte d'archivio e i manoscritti sono appunto depositati presso l'Archivio di Stato di Udine. Nella nostra biblioteca abbiamo le pubblicazioni moderne, gli opuscoli, più di 4.300 opuscoli o estratti, per un totale quindi di più di 12.200 pezzi. Parliamo della metà degli anni '80, ricordo che all'epoca appunto i colleghi
io non c'ero, però ricordo per dovere nei confronti dei colleghi dell'allora Biblioteca Unificata, si sono recati personalmente presso la dimora del professor Perusini a Rocca Bernarda proprio per visionare la raccolta e seguire i lavori di inscatolamento e imballaggio degli stessi volumi, e non solo i colleghi ma anche il compianto professor Piantoni, docente di biblioteconomia, quindi il dottor Rodaro e proprio anche qualche collega dell'Unificata, perché subito ci si rese conto dell'importanza di questi materiali, dell'eterogeneità e della diversità del materiale che doveva arrivare all'Università di Udine. In un primo momento il fondo viene depositato nell'82 in Palazzo Florio, ma purtroppo non rimane quella la sede. Il fondo viene più volte spostato perché la biblioteca è un organismo che cresce, quindi da Biblioteca Unificata sono poi sorte altre biblioteche di polo, e in occasione, quindi diciamo è stata poi trasferita finalmente dopo i vari lavori di inventariazione, classificazione e catalogazione parziale, perché non si possono affrontare questi lavori diciamo in massa, sia per a volte mancanza di risorse umane, sia per disponibilità di fondi. In un primo momento quindi la collezione viene depositata qui in via Mantica, nella torre libraria, ma poi in occasione della ristrutturazione il fondo viene spostato in via di Toppo. Nel 2008. Finalmente però vi assicuro, attualmente il fondo è in Palazzo Antonini, dove c'è la sede dei fondi speciali, e sicuramente come tutti gli altri fondi viene, diciamo, non è a scaffale aperto, quindi è accessibile, è collocato in una stanza con dei dispositivi di sicurezza dove solo il personale bibliotecario può accedere. E il lavoro di catalogazione appunto è ripreso in più fasi, appunto ancora nel 2008 finalmente diciamo, è proseguita la catalogazione informatizzata del fondo, e sempre grazie a un cospicuo contributo della Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo finito di catalogare la parte moderna e appunto le numerose migliaia, sì, gli opuscoli come dicevo prima, e quindi questo materiale, a questo materiale è stata data una collocazione definitiva anche che rispettasse un po' la tipologia appunto e il formato di queste pubblicazioni. Facendo un passo indietro però come il professor Perusini si procurava questo materiale? Io da esterna, da quello che ho potuto vedere, dalle estrazioni di dati che consente appunto un tipo di catalogazione del materiale e dei libri dal punto di vista appunto informatico, è possibile fare delle estrazioni e capire innanzitutto su che argomenti appunto erano il contenuto appunto dei volumi che lui possedeva, ma anche nella scheda catalografica l'inserimento di alcune note per gli studiosi, le note per l'OPAC, per il pubblico, le note pubbliche. Vi parlo appunto di estrazioni di dati concepite per diciamo, si possono catalogare i volumi in diversi modi. Se in una scheda catalografica si decide di soggettare, classificare e inserire anche questo, diciamo, la peculiarità della copia che si ha in mano, come nel caso dei fondi personali, si possono fare delle riflessioni, degli spunti, delle considerazioni insomma molto utili. Per esempio nel caso del fondo Perusini abbiamo visto che la maggior parte delle pubblicazioni recano delle dediche, degli ex libris, per cui si intuisce che il professore avesse sicuramente acquistato questi volumi durante i suoi viaggi presso librai antiquari,
e la presenza di questi numerosi cartigli o timbri di librerie un po' di tutta Italia, ma anche fuori il confine italiano, insomma, ci fa capire quanto per lui fosse importante possedere tutto il materiale all'epoca sul mercato che riguardasse appunto gli argomenti di studio che lui prediligeva. Quindi una biblioteca concepita quasi a tavolino, progettata con un intento, con intenti proprio di voler possedere tutto ciò che il mercato librario offriva. Il catalogatore in questo caso di fronte a delle pubblicazioni che recano sia note manoscritte che ex libris si impegna a segnalarle per lo studioso che intende consultare quel volume. Io infatti ho visto che molti volumi appunto sono stati acquistati sia appunto presso librai antiquari, ma anche sono frutto, soprattutto le pubblicazioni, gli estratti, gli opuscoli, che ricordo sono dei saggi di poche pagine, sono ricevuti questi opuscoli in scambio, in dono, in omaggio, perché recano moltissime note manoscritte e dediche autografe degli autori. Per esempio, credo di non sbagliare se dico che il professor Perusini acquistò quasi in blocco i volumi del professor Raffaele Corso, che ricordo appunto è nato alla fine dell'Ottocento e morì nel 1955, ricordo che fu uno dei più importanti studiosi di etnografia, il primo docente in Italia a ricoprire questa cattedra, e dalla più di 40 volumi recano l'ex libris del professor Raffaele Corso, ma diciamo uno dei tanti esempi di libri che hanno un segno tangibile di proprietà personale del proprietario. Quindi ricordo che un ex libris è un cartiglio, un'etichetta che si appone di solito insomma sulle pagine preliminari o sul dorso, sulla copertina del volume, e di questi segni tangibili di proprietà personale nel fondo Perusini ce ne sono tanti. Quindi una biblioteca che rispecchia la sua passione per il collezionismo, ma anche uno strumento di studio e di lavoro. Ho capito insomma dalla relazione del professore che alla Rocca Bernarda era un vero e proprio centro culturale, perché lui amava, anche da passi riportati in occasione della commemorazione nel 1980 a lui dedicata dal professor Mor, il professor Carlo Guido Mor, si vede come alla Rocca Bernarda si recavano appunto i suoi studenti, i suoi colleghi studiosi, ed era un vero e proprio centro culturale. Da lì partivano tutti i suoi viaggi, i suoi scambi diciamo culturali, e lì lui faceva arrivare casse di libri. Lo stesso Mor dice che era un raccoglitore accanito, e questo gli era possibile grazie alle sue larghe disponibilità economiche per salvaguardare quel patrimonio degli uomini che gli stessi uomini minacciavano di far scomparire. Quindi acquistava sì durante i suoi viaggi presso antiquari, ma non disdegnava cantine e soffitte, proprio perché voleva possedere tutti diciamo, quei materiali, quei reperti della gente semplice, comune, e spesso questi luoghi sono diciamo, i luoghi deputati dove la gente conserva il materiale della propria vita, ecco, per me è stato un po' difficile a posteriori, ecco, io ho dovuto appunto analizzare queste note, questi segni sui libri appartenuti al professore, e da lì mi sono fatta un'idea di come lui
perché diciamo, di solito si possiede la biblioteca di famiglia, che rappresenta un certo status nei confronti, è simbolo di un certo prestigio, di una certa nobiltà e status sociale. In questo caso è una biblioteca invece di studio, a completamento del lavoro dello studioso, quindi un vero e proprio strumento di lavoro. E lui non si negava, il professor Perusini, a dare la possibilità ai suoi amici e allievi di frequentare la sua biblioteca. Quindi credo che alla Rocca Bernarda si passassero degli inverni, insomma, dove ho letto anche che lui offriva amabilmente appunto vino ai suoi amici e allievi, ecco, con parsimonia. Quindi sì, è stato, diciamo, interessante scoprire questo, anche perché spesso nei libri, nelle biblioteche private personali, appunto i libri sono vissuti, spesso hanno fatto vari giri tra i vari librai antiquari, e ce ne sono alcuni che addirittura possiedono 3 ex libris, come nel caso per esempio di un'opera di Andersen, proprio quello della principessa sul pisello e della piccola fiammiferaia, che invece Perusini possiede in lingua francese, ma sulla vie, l'improvisateur ou la vie en Italie, e addirittura questo libro ha 3 cartigli e proviene da una libreria dalla Francia, da una libreria antiquaria di Napoli, e poi per ultimo dal cabinet lo stesso. Quindi ecco, gli interessi del professore andavano al di là dei confini del Friuli e anche dell'Italia, e sempre in mezzo a questi libri si possono trovare a volte biglietti omaggio, lettere di amici e altri studiosi che diciamo, chiedevano di poter, inviavano le loro pubblicazioni con messaggio in omaggio, oppure con preghiera di recensione, ma pretendevano che lui facesse altrettanto, quindi una specie di open access di quel periodo, forse, se così si può dire, di questo scambio gratuito di queste pubblicazioni. E queste pubblicazioni appunto di piccolo formato, cosiddette opuscoli, ci hanno dato un bel po' da fare, perché gestirle in uno scaffale di una biblioteca, appunto noi l'abbiamo fatto con questi raccoglitori che lei può appunto vedere, e non so, mi chiedo, chissà come il professor Perusini li aveva a casa propria. Più o meno li aveva anche lui, ecco. Ecco, e tra queste pubblicazioni, che ricordo sono più di 4.000, si distinguono soprattutto per tipologia e per curiosità diciamo di contenuti le pubblicazioni per nozze, che sono appunto delle pubblicazioni celebrative, commemorative, che diciamo erano che amici e parenti di particolari famiglie agiate in Friuli, ma anche in Italia in generale, fino ai primi del Novecento erano soliti dedicare in occasioni di nascite, matrimoni o onorificenze. Ecco, io credo che il professor Perusini ne possedesse, ho visto che ne possedeva tantissime, proprio per ricostruire questi rapporti, diciamo, per indagare i rapporti che c'erano fra queste famiglie, anche per studiare questi riti nuziali, proprio i costumi e i modi di fare di queste famiglie che vi si autocelebravano. E di solito queste pubblicazioni per nozze contengono le tavole genealogiche della famiglia, che in questo caso viene celebrata, ma anche dei veri e propri studi scientifici e storici. Nel fondo Perusini infatti abbiamo addirittura una pubblicazione che ha un contributo di Vincenzo Ioppi sul castello di Zoppola. Parliamo sempre della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento. Quindi ecco, credo che pubblicazioni di questo tipo non è che le avesse avute perché invitato a nozze, può darsi anche, ma
credo che fosse proprio per approfondire i suoi studi, ecco. Poi mi sono meravigliata tantissimo, sempre leggendo i soggetti dei libri inseriti e catalogati, che vanno appunto dagli argomenti più disparati, oltre a quelli insomma comuni che lui, appunto di etnologia, sociologia rurale, manuali di agricoltura, diritto consuetudinario, ma tantissimi libri anche di argomento, non so, sui lavori femminili, cosiddetti lavori donneschi, sui merletti, ma anche sui tatuaggi, sulle società segrete, sulla superstizione, sull'occultismo, sull'impiego dei cristalli nella parapsicologia, ci sono veramente sul turpiloquio, sulle bestemmie. Mi sono un po' divertita, devo dire, non mi sono annoiata a scorrere queste quasi 11.000 righe di estrazioni di dati che appunto noi bibliotecari dobbiamo vedere per capire anche quando l'utenza ci chiede, gli studiosi, al di là dell'interrogazione del catalogo che appunto ormai è tutto automatizzato, per cui però noi siamo lì pronti a dare una mano, a offrire il nostro supporto, quindi facciamo un po' da tramite. Ecco, lo so che i tempi, non vorrei dilungarmi troppo. Va bene quello che ci ha raccontato la dottoressa Tinaro, credo che siamo grati di questa illustrazione, facciamo anche un applauso. E credo che la lezione sia che la ricchezza è una cosa bellissima e quindi anche questo ci porta ad avere poi delle belle raccolte delle biblioteche. È una perdita, però vedo che poi si è rifatta. Quindi grazie ai nostri relatori, grazie anche al Sovrano Militare dell'Ordine di Malta che ci offre poi l'aperitivo di stasera, e grazie ovviamente a tutto il pubblico che è intervenuto attento e partecipe. Appuntamento al 22 poi.